E si entra nel dorso femminile con una serie ultra compatta con solo due atlete, Anna Bendazzoli per lo Sporting Club Verona e Maria Elena De Stefani per il GIS Sandrigo, un atleta estremamente vivace che adesso ha mantenuto questa vivacità all'interno delle competizioni, si è visto anche nel sorriso in arrivo al blocco di partenza. Beh, sicuramente l'aspetto più importante è che si siano divertiti per questa iniziativa che ci auguriamo li possa aver aiutato a rientrare in clima gara dopo lo stop forzato. Ebbene sì, non si sapeva oltretutto quando è stato registrato che sarebbe stata la possibilità, no, di gareggiare realmente, come poi è stato programmato dai vari comitati per la fine del mese di luglio, inizio di agosto, e qua la partenza, un minimo di incertezza, una serie mista, due atlete di categorie diverse, 2005 per la Bendazzoli, 2007 per Maria Elena De Stefani, che parte comunque molto bene. E siamo già alla virata. Sì, molto vicine le due atlete, c'è un po' di immagine sporca da chi sta nuotando senza lo spirito competitivo di fianco, però questo non inficia minimamente la prestazione. Dorso molto disteso da parte di questo atleta a ritmi lunghi, grande frequenza invece in alto sul teleschermo, che permette alla De Stefani di portare a casa la vittoria nella prima serie mista. Bendazzoli chiude comunque in scia staccata dai soli 27 centesimi, quindi comunque piuttosto compatto il campo partenti. Eccoci alla serie 3 con Anna Tessaro, Anna Tosini e Giulia Brigato alla partenza. Rispettivamente per il GIS Maio, per il Padova Nuoto e per Antares H2O. In questo caso vedremo quindi una serie a contrafinestre. Ebbene sì, lo schermo si comporrà in maniera diversa. Qua ovviamente il grandissimo lavoro di raccordo delle immagini che è stato attuato deve essere anche un attimo modellato in funzione di quelle che sono le esigenze concrete della manifestazione stessa. E vediamo gli ultimi attimi prima della partenza con le atlete che si preparano per salire sui blocchi, un minimo di stretching, un minimo di concentrazione e siamo pronti a partire. E qua c'è uno sguardo proprio che andava dritto verso la competizione, mi è piaciuto Sì, l'atteggiamento. L'atteggiamento era veramente notevole. Notevole anche che è passata dal dentro al fuori nel giro di qualche fotogramma. Ebbene sì, attacco feroce alla nuotata, dorso che oramai da tempo richiede una frequenza esagerata nel corso del gesto, vantaggio nettamente conquistato nei primi 25 metri in alto a sinistra e poi un bello sviluppo dei secondi 25 metri. Anche qua immagine leggermente condizionata dagli atleti che nuotano nelle corsie più in là, ma questo permette alla vittoria nella serie 3, serie mista, a Giulia Brigato di portare a casa quindi la vittoria in questa serie in attesa della classifica generale di categoria. Lei nel 2005 gareggiava contro la Tosini 2002 e contro la Tessaro del 2006. Avremo ancora un'altra serie mista prima dell'ingresso di quella che è la finale delle varie categorie. Diciamo che sono serie in crescendo, la prima con 2 partenti, poi 3 e adesso siamo a 4 con Martina Fevero, Giada Solmi, Irene Burato e Giada Saidvan. A 4 ci fermiamo però. Direi che a 4 ci riallineiamo a quelle che sono le altre situazioni. E siamo pronti a partire con le atlete che scendono in vasca. Ecco la Favero che va al blocco e poi Giada Solmi ancora in fase di costruzione, la ragazza si sta facendo le ossa. Irene Burato, metodica e caparbia, questi gli aggettivi con cui i suoi allenatori l'hanno descritta. E ultima, Giada Silvan, determinata e cattiva nelle gare che preferisce. Dovremo capire quali sono le gare che preferisce, speriamo che questa rientri tra esse. Che poi mi piace nelle gare che preferisce. Infatti nelle altre non è si un sa. complimento, è un complimento sporcato. Esatto, una stoccatina. Esatto. E siamo pronti a partire. Sì, credo che sia un po' giusto, sia corretto che gli atleti stimolino gli atleti a gareggiare un po' in un range di competizione molto ampio, soprattutto quando sono giovani, per poi focalizzarsi sempre di più nelle competizioni più vicine alle caratteristiche. Sì, però sicuramente una certa ecletticità a livello giovanile credo che sia fondamentale.
Sì, anche per aprire la mente e il corpo a sforzi che spesso non sono benvenuti. Esatto, che Per sono cui diversi tra di loro. preparati al peggio per poi avere alla fine il premio produzione. Un bella distensione sull'arrivo e una bella soddisfazione. Corsia 4, non per niente. Martina Favero che va alla vittoria della seconda serie 2 per la precisione, dei Con 50. 31-20. Esatto. Ma siamo già alle finali, le cosiddette finali, iniziamo con la categoria ragazze Quindi atlete sostanzialmente del 2006, in questo caso proprio tutte del 2006. e avremo Alice Fabris, Anna Porcari, Sara Flavia Strimb e Martina Zanetta. Ci aspettiamo una finale combattuta, Sì, tutte le ragazze del 2006, ci auguriamo anche piuttosto compatte nella competizione. eccola Alice Fabris, molto composta anche nella sfilata di presentazione seguita dalla Porcari, Anna Porcari. E qua c'è un certo avvicendamento in fase di blocco, addirittura dallo spogliatoio con la scalinata. Sì, abbiamo notato tra diversi atteggiamenti, un sorriso, una concentrazione, una testa che si muoveva quasi a ritmo di musica. Ma siamo sicuri che quando entreranno in acqua lo sforzo sarà massimo. Qualcuno esce per lasciare il posto a chi gareggia per permettere di nuotare nelle migliori condizioni assolute. E qua ultime fasi di preparazione, una presentazione piuttosto lunga, d'altronde è la finale. È la finale, ci vuole un attimo di tempo per gustarla e siamo partiti. Parabola differente in fase di volo da parte delle varie atlete, anche condizionate dal tipo di piastrelle che cambiano da piscina a piscina. Però quello che è bello è vedere le atlete nuotare con questa intensità e vedere anche i compagni di squadra che osservano con grande attenzione la prova di chi li sta rappresentando in questo momento. Un grandissimo livello in questo 50 dorso femminile, tutte estremamente vicine, vittoria combattutissima tra la Zanet e la Porcari, con vittoria di soli 2 centesimi, 30,03 per Martina Zanet su Anna Porcari, 30,05 per l'atleta seconda, rappresentante del team Veneto stile libero per Granziola, che soccombe, la compagna di squadra che nuota invece a San Donà. Una bella gara combattuta, comunque con le 4 partenti tutte molto vicine. Livello tosto, Livello tosto, però non abbiamo tempo, siamo già alla finale junior, che Vabbè, vede partire Alessia Bottaro, Chiara Nardello, Jamil Ogbekene e Deborah Bernardi. quindi abbiamo visto una finale ragazze di quel livello, ci aspettiamo che le juniores possano fare almeno altrettanto. Intanto Notiamo sempre, devo dire, il GIS GIS, con la mascherina per avvicinarsi al blocco, pregevole come iniziativa. ebbene sì, e poi un po' di timore da parte di Jamila nell'andare al blocchetto, gli occhi che cercavano conforto in chi probabilmente stava riprendendo in quel momento, no? Quindi il Presumiamo suo... l'allenatore, Esatto. insomma. Gli ultimi istanti prima di partire con le atlete che ripassano quanto dovranno fare negli istanti successivi. E comunque difficile, no? Stare fuori dall'ambiente natatorio, fuori dall'acqua per un periodo così lungo e poi trovarsi addirittura a gareggiare. Insomma, non semplice, però che stimolo, che bello trovare un'iniziativa di questo tipo. E vediamo le subacquee che iniziano ad allungarsi col salire della categoria. Eh sì, maggiore attenzione a questi dettagli, maggiore cura, anche più tempo per averli assimilati, anche se la finale ragazzi, devo dire, è stata notata a un livello notevolissimo. Però siamo sulle diretture d'arrivo anche di questa finale junior, con un campo partenti anche in questo caso piuttosto compatto e Giulia Nardello che va a toccare in testa con 30-58 su Deborah Bernardi 30-86. Bella vittoria da parte sua, si mette al collo quindi la medaglia virtuale del finale del dorso categoria juniores, anche se non riesce, e questa è una nota invece che le mettiamo lì come stimolo, a far meglio di chi più giovane ha vinto la categoria cadetti.
Corretto, corretto. La Probabilmente le categoria servirà un ragazzi. pochino più tempo, esatto, le servirà un pochino più tempo per riprendere gli automatismi. Ma non c'è tempo, siamo già alla finale cadetti, Eccole. un ritmo incombente, quindi abbiamo Miriam Bortolotti, Zoe Masetti, Alice Groppo e Matilde Molin ai blocchi di partenza, o meglio, che scendono sul bordo vasca. Ecco la Bortolotti in arrivo, atleta sempre molto presente, forte impegno, poi la Masetti, determinata, tosta, tenace, Alice Groppo, il nostro koala la chiamano nel team, forse è una sorta di Non lo so, portafortuna, potrebbe essere. e poi la Molin, che è passata dal sincro al nuoto, un fatto abbastanza insolito, no? Il Abbastanza sincro è singolare. una di quelle specialità che quando ti prendono ti assorbono completamente. Un passaggio Evidentemente piuttosto non... singolare, Esatto, abbastanza anomalo. Vedremo con che risultati, le auguriamo naturalmente il meglio e siamo già fase, pronti a partire. esatto, fase di preparazione, Vediamo spuntare anche una piastra per la partenza a dorso, lì è molto effettivamente. utile, E aiuterà tantissimo sicuramente perché comunque la possibilità di scivolare con le piastrelle della piscina è sempre molto molto alta. Non siamo ancora allo spoiler al device di partenza, però Non ci siamo ancora, però comunque non un così aiuto distante. potrebbe averlo. E in effetti si vede che ha aiutato decisamente Alice Groppo che sta andando via con una frequenza piuttosto alta e piuttosto imperiosa. Ebbene sì, unica atleta a scendere sotto i 30 secondi e campionessa regionale. Non- Punta al suo tecnico, il suo team, 29,66 per la ragazza dello Zeus Lab di Montebelluno, che precede Zoe Masetti e Miriam Bortolotti, a chiudere Matilde Molin. Questo è il risultato della finale cadette. Fra un attimo avremo le varie classifiche di categoria. Ci prepariamo ad andare a enunciarle partendo dalla categoria ragazze che ha visto la vittoria di Martina Zanet in 30,03. Abbiamo sottolineato più volte come il tempo sia stato molto interessante e solo 2 centesimi più veloce di Anna Porcari. A chiudere sarà Sara Flavia Strimb e poi Fabris Favero, Solmi, Burato, Silvan, Tessaro e De Stefani, categoria quanto mai ricca. Categoria juniores invece abbiamo sottolineato la vittoria di Nardello in 30,58 davanti a Bernardi e Bottaro. Tra le cadette Alice Groppo l'abbiamo appena vista, 29,66 su Zue Masetti, Bortolotti in terza posizione, Molin e Tosini a chiudere in quarta e quinta posizione. Complimenti per la vittoria in questo primo campionato regionale virtuale Veneto. E quindi vorremmo sapere, sei felice di aver ripreso a nuotare, cosa hai provato quando ti sei tuffata finalmente di nuovo in acqua dopo 2 o 3 mesi fuori dall'acqua? Sono stata molto contenta di tornare a nuotare perché comunque ero molto stanca di allenarmi a casa e le sensazioni in acqua non erano le migliori ovviamente, però comunque ho potuto rivedere i miei amici che mi mancavano. Ascolta, cosa pensi della tua gara? Sei soddisfatta del tempo? Sono molto soddisfatta della mia gara perché comunque ho fatto il mio migliore, non so come, ma ho fatto il mio migliore, quindi sì, sono molto soddisfatta. Mi domandavo cosa avessi provato quando ti hanno proposto questa iniziativa e se fosse stato divertente parteciparvi. Sono stata molto contenta di fare questa esperienza perché comunque era da un bel po' che non gareggiavo e anche se non è stata una vera e propria gara perché comunque non avevo nessuno vicino a me, avevo ancora comunque un po' di adrenalina della gara. È il momento di salutare chi ti è stato vicino e di dedicare questa vittoria a qualcuno. Dedico questa vittoria alle mie amiche a cui voglio molto bene perché se no si offenderebbero. Secondo blocco di gare, sempre dorso, questa volta maschile, serie miste in apertura, abbiamo una serie mista, 2 serie miste per la precisione, poi la finale ragazzi junior e cadetti, Tommaso De Bortoli, Filippo Giunta, Angelo Dalgrande, Alessandro Sgobbi nel primo blocco rispettivamente per il G Sarignano, Antares H2 Monastier, Padova Nuoto, entrambi gli ultimi 2 atleti, sia Sgobbi che Giunta, ecco che arrivano
alla postazione da segnalare Angelo dal grande detto Roccia per la sua possanza fisica. E siamo già pronti, in un ritmo serratissimo. Tutti pronti dietro i blocchi, un attimo di mobilità per essere più caldi e poi pronti via. Ultime fasi di riscaldamento per gli atleti, lo spogliarello consueto, questa è Roccia. Quella è Roccia, direi che sicuramente Roccia. E siamo pronti a partire, quindi subito una batteria a 4 schermi. Abbiamo una corsia Larga. parzialmente larga, con un parziale occupazione nelle zone retrostanti. Belli impianti però in media, insomma il Veneto è una di quelle regioni dove l'impiantistica certo non manca, soprattutto se paragonata a molte altre regioni. E qui notiamo subito comunque anche già dei particolari tecnici piuttosto importanti con le subacquee, non da parte di tutti, però insomma. Gara che si sviluppa, che arriva al termine, vittoria nettissima in 30 e 38 per Filippo Giunta. Con in scia Alessandro Sgobbi a 30-68 per chiudere la serie. Esatto, attenzione perché come abbiamo detto una serie mista per cui c'è l'inclusione di atleti di diverse categorie nella stessa serie, la classifica finale potrebbe quindi riservare delle sorprese. Serie 2 sempre mista con Giosuè Rocco per Zeus Montebelluna, Giacomo Menapace Antares Acqua 2, Ius Bentomar per Idros Vezzola e Marco Bertacco per il GIS Sandrigo. Li vediamo subito scendere in vasca, pronti per partire. Questa è un'andatura da nuotatore, Sì, devo dire abbastanza dinoccolata. Molto... Sì, la spaperata anche col piede ci sta. Io mi ci rivedo molto in quello. Anche io perfettamente. Dovrebbe fare il ranista però con quel passo, con mi verrebbe quel da passo dire. Sì, è molto probabile che potrebbe avere delle doti anche da ranista. E anche qui consueto spogliarello, un minimo di mobilità articolare prima di entrare e siamo poi pronti a partire. Da notare anche in questo caso qualcuno indoor, qualcuno outdoor. Sì, condizioni diverse, la piastra come avevamo visto prima con le ragazze può aiutare molto, il grip è diverso insomma quando ti appoggi a una piastra rispetto alle piastrelle classiche. Sicuramente la difficoltà del rischiare di scivolare la vai un po' ad annullare. Esatto, ti puoi permettere anche addirittura insomma delle fasi di carico superiore. Un bel abbracciato, un bel ritmo, un bel connubio di ampiezza e frequenza per l'atleta che va a vincere la seconda serie, tempo notevole 27,84 e c'è piena soddisfazione, mi sembra di capire. Mi sembra di capire che il tempo lo soddisfi molto e l'esito della gara l'abbia divertito. Bene, una buona vittoria nella seconda serie da parte di Giosuè Rocco, l'atleta del Zeus Lab Montebelluna nuoto. Si sale lentamente di livello, entriamo però fra un attimo in quella che è la prima finale categoria ragazzi che prevede Ludovico Moretto per il team Veneto, Riccardo Cendron per Idros Natorio in Treviso, Gianmarco Foglia per il team Veneto sezione di Stra e a chiudere Tommaso Varotto per il GIS Piazzola sul Brenta. Devo dire che queste camminate comunque sul bordo vasca sono sempre piuttosto spavalde, vista la situazione. C'è un certo orgoglio, un po' di... Ecco, notiamo Varotto effettivamente per essere a pieno nelle norme anti-Covid anche con la mascherina esatto, fino al blocco. In indoor si usa la mascherina. Spero che la tolga prima di partire perché sarebbe poi difficoltoso. Adesso andiamo a verificarlo, Un po' più di tempo quindi per preparazione, per togliere anche quest'ultimo particolare. Lo terrà fino all'ultimo secondo comunque, veramente ligio. Complimenti quindi a Varotto per l'attenzione a questo particolare. E siamo partiti con la prima finale campionato regionale virtuale categoria ragazzi. E anche qua ogni tanto qualche imperfezione in fase di uscita dalla subacquea. È un momento particolarmente difficile, no? L'aggancio dalla subacquea alla parte nuotata.
e poi c'è tutto lo sviluppo della gara fuori. Attenzione ragazzi a stare bene distesi sott'acqua, a non piegare i gomiti, questo è un bel dorso. Sicuramente una bellissima nuotata da parte di Gianmarco Foglia, che va a vincere piuttosto nettamente la finale con un 27-28. Complimenti, un ottimo riscontro dopo tanti mesi di stop. Sì, un bel connubio, una bella nuotata, bella frequenza, un buon tempo. Sicuramente non facile, no, rientrare alle competizioni, l'abbiamo già detto in precedenza, e trovare gli stimoli anche per una prova di questo tipo. Lui mi sembra l'abbia interpretato nel migliore dei modi. Finale junior. Non c'è tempo, si riparte subito, quindi abbiamo Andrea Pestrin del Team Veneto Stile Libero Praganziol, Renato Castellan del Team Veneto Centronuoto Rosà, Filippo Biasin del Idro Soderzo e Nicola Lorenzetto del Nottoli Nuoto 74. Eccoli che scendono. Cura anche in questo, no? Da parte di tutti. Evidentemente è stato dato delle impostazioni fisse a replicare quello che è la situazione di gara, a cominciare dall'ingresso in vasca con la relativa passerella che viene fatta da tutti gli atleti. Qualcuno ha anche da notare la sedia. Certo. E abbiamo anche notato qualcuno con dietro dei giudici e dei cronometristi per chiudere in bellezza e qua, la preparazione. A seconda del supporto a cui potevi attingere, è stato dato il massimo, no? in ogni situazione. Ed eccoci pronti a partire. Fase di carico e poi il via all'esplosione. Fuori dall'acqua, la subacquea, si sale di livello, siamo tra gli juniores, un bel aggancio, qua c'è già un dorso diverso, un dorso più maturo, un'interpretazione più completa da parte degli atleti e un ritmo da parte di tutti estremamente competitivo, distanza minima tra tutti e quattro gli atleti in gara. E sarà un finale sicuramente invorata, con delle subacquee tirate quasi al limite. E andiamo a chiudere con Nicola Lorenzetto, che chiude in 26-13, decisamente felice della sua prestazione. Da notare qui, prima c'era una corsia larga, qui ne abbiamo invece una piuttosto stretta. E comunque a completare il podio, devo dire, tutti molto racchiusi in decisamente poco spazio, 26-42 per Filippo Biasin e Renato Castellan 26-46. Finale veramente involata. Ebbene sì. Questo è un bene, no? Juniors è un campo estremamente ricco, poi noi ci auguriamo di vederli in tempi brevissimi. Ci saranno i campionati regionali adesso a breve, a fine mese, che verranno oltretutto come poi riclassificati come campionato italiano. Sì, una formula diversa per venire incontro a questa situazione, quindi una classifica virtuale in quel caso con una gara reale in realtà. Diciamo che il Veneto in questo ha dato una sorta di input alla federazione stessa per creare qualcosa che potesse essere messo su scala più grande. E possiamo dire che è stato un po' precursore del momento. Esatto, per cui complimenti a tutti, l'abbiamo già detto, lo ripeteremo anche successivamente perché l'iniziativa ritengo davvero nobile dal punto di vista organizzativo e come stimolo soprattutto per i ragazzi. E siamo quindi alla finale cadetti con due partecipanti, Alessandro Calcagni per il Team Veneto, Centronuoto Cittadella, e Luca Sini per il Padova Nuoto, sezione di Rodigio. E vediamo se qua si riuscirà ad avere un campo vicino a livello di competizione avuto nella categoria cadetti. E qua c'è un nuoto però decisamente diverso da parte di Calcagni, decisamente più propulsiva la sua azione, più efficace, anche uscita al limite dei 15 metri abbiamo visto al limite dei 10 metri abbiamo visto il birillo. È vero. E va a chiudere decisamente in solitaria con un ottimo 25-65 che, insomma, visto il momento e visti gli stop, è rimarchevole. Sì, si inizia a salire, arrivare a livelli molto prossimi a quelli che sono i livelli sviluppati da atleti delle massime categorie, e vittoria Alessandro Calcagni. Quindi tra la categoria cadetti, migliore in assoluto come tempi, in assoluto di tutto il Veneto, anche però l'atleta della categoria più grande. Andiamo perciò a leggere la classifica generale con la categoria ragazzi, vincitore Gianmarco Foglia, e sul podio Riccardo Cedron e Ludovico Moretto. Seguono Tommaso Varotto,
Yusri Benomar, Marco Bertacco, Filippo Giunta, Tommaso De Bortoli, Angelo Del Grande. Per i juniores, Vittorio Di Lorenzetto, Nicola Lorenzetto, poi Filippo Biasin e Renato Castellane, a seguire Pestrin, Rocco, Menapace e Sgobbi. Chiude la categoria cadetti, come abbiamo detto, con 2 partecipanti, Alessandro Cancagni alla medaglia d'oro e Luca Sini all'argento. Allora, dici un po' cosa ne pensi della tua gara? Sei soddisfatto del tempo della prestazione? La mia gara è andata abbastanza bene perché comunque dopo un lungo stop così dovuta alla quarantena ho fatto un po' di fatica, però comunque il tempo va bene. Raccontaci un po' che cosa hai provato in questa competizione, ma soprattutto cosa hai provato quando hai potuto finalmente rientrare in acqua dopo questo lungo stop. Diciamo che aver fatto una pausa di 2 mesi, 3 mesi è stato davvero difficile per me dopo non entrare in acqua, e quindi il primo giorno che siamo entrati in acqua avevo molta voglia di nuotare e molta grinta. Raccontaci qualcosa di te, l'impianto nel quale ti alleni, sei nato e cresciuto proprio lì oppure hai cambiato, e cosa ti piace soprattutto della società per la quale gareggi. Io mi alleno nell'impianto del Centro Nuoto Cittadella, dove ho iniziato fin da piccolo e dove poi ho continuato la mia carriera da agonista, e diciamo che la cosa che mi lega a questo impianto è tutte le amicizie che ho creato durante questi anni con i miei compagni, con i miei allenatori, con tutto, diciamo, il personale della piscina. Dici un po', quando ti hanno proposto questa iniziativa, a che cosa hai pensato? Ma ti è piaciuto poi parteciparvi e perché? Quando mi hanno proposto questa iniziativa ero un po' titubante perché, diciamo, non me l'aspettavo, mi sembrava molto una cosa molto una cavolata, però comunque mi sono divertito a farla perché comunque è un modo diverso per fare un allenamento.